saluto col presidente, chiaramente il Gebbia ricordiamo sempre è catanese, ma ragusano in realtà, nato a Catania ma ragusano e ha vissuto tante stagioni a Ragusa sia da giocatore che da allenatore. Coach Gebbia, oggi sudatissima, alla fine l'avete fatta vostra. Beh, sicuramente una partita difficile, una partita in cui Messina ha provato inizialmente la difesa uomo contro uomo e noi tutto sommato siamo riusciti ad attaccare abbastanza bene andando avanti di circa 10 punti, poi punto su punto loro hanno recuperato tanto da impattare all'intervallo prima dell'intervallo lungo. In attacco loro si sono poi schierati a zona e noi non abbiamo mai trovato tiri da fuori come precisione, i tiri erano aperti ma non ci abbiamo preso. Buon per noi che abbiamo stretto le maglie in difesa costringendo loro a realizzare 8 punti in 20 minuti. Esatto, quindi un quarto da record a livello di punteggio basso, ma anche un plauso alla difesa che era prima di Vagno, che comunque è una delle giocatrici più importanti da questo punto di vista. Sì, vabbè, questo fa parte del gioco, avere la disponibilità, loro mancava le guerre, quindi esatto. Voglio dire, non possiamo guardare al fatto che mancasse Ivanovic, perché le altre sono in grado di poter fare determinate cose, oggi il tiro non è andato. In gara 2 si giocherà dopo Pasqua, sabato 15 aprile a Messina contro San Matteo, probabilmente rientreranno anche Certomà dall'altra parte, che è un'altra giocatrice da allenato su coppia. Sì, guarda, molto sinceramente io credo che noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di migliorare le cose che non sono andate, che poi ci sia Certomà, come per noi ci possa essere Ivaniuk, una giocatrice in più nella rotazione, importante per entrambi, ma questo è lo sport. Grazie mille coach.